Allora, questa qui è stata una mia idea condivisa appieno con tutto il mio team, visto le situazioni pandemiche del Covid-19 abbiamo deciso di fare qualcosa per il sociale e tutto quanto. Visto queste situazioni che è stata dura l'ultimo anno e mezzo rimanere rinchiusi in casa. Qualche mese fa ho chiamato la cooperativa Vallorgana, che sono subito stati gentilissimi, e gli ho spiegato la mia idea di come volevo svilupparla. È stata sposata in pieno e da lì è partito tutto. Fortunatamente il mio lavoro, ho le conoscenze con di piloti di livello internazionale, che anche loro, tipo il Bianconcini, lo fa da diversi anni. Mi sono appoggiato appieno a lui e da qui è partita tutta questa cosa. Quindi abbiamo trovato tutte le persone, sia dal proprietario del terreno, sia dall'amministrazione comunale di Castelcucco, ripeto, la cooperativa, gran parte dei nostri sponsor che ci hanno dato una mano per realizzare tutto questo, quindi c'è stata una risposta molto positiva a tutti quanti. I ragazzi si sono molto entusiasmati e l'emozione è proprio andata alle stelle. Sono una quindicina di ragazzi, in tutto il centro sono 25, quindi non tutti hanno aderito a questa iniziativa. Nella settimana scorsa è venuto in cooperativa Antonio Speccia e assieme a un gruppo del suo team ci hanno invitati e sono stati accolti con molta simpatia e amicizia dai nostri ragazzi da subito. Ci hanno regalato le maglie, i berrettini e ci hanno invitato a questa splendida giornata. I ragazzi è per la prima volta che fanno questa esperienza, quindi non avevano idea di cosa potesse esserci in questa giornata. Però si sono fidati anche del nostro coinvolgimento, dell'insistenza con cui si cercava di aiutarli a superare la paura che inizialmente avevano nell'associare questa esperienza alle moto al giro in moto. Invece, quando sono arrivati qua, hanno iniziato a guardare le moto, a sceglierle, a conoscere altri piloti e hanno iniziato a fidarsi e si sono proprio messi alla prova. Quindi la paura che sentivano l'hanno superata, hanno accettato questa sfida. E credo che sia questo il valore importante, che è, come per ogni persona, riconoscere anche le proprie paure, accettare la sfida di superarle e divertirsi, perché alla fine quello che gli rimane è questo enorme divertimento, perché anche chi aveva sperimentato il primo giro diceva al compagno che aveva paura: vai, vai, che è bello, prova, prova. Quindi una cosa molto entusiasmante e anche che ci mette un po' nella possibilità di vivere esperienze che a volte non sono così scontate nella vicinanza all'ambiente della disabilità, cioè vengono viste come due mondi diversi. Invece, parlando proprio di inclusione, l'inclusione è in ogni ambito, anche in quelli che ci sembrano così meno adatti, forse più pericolosi. E perché? Perché no? E loro oggi con questa esperienza ce lo dimostrano. Bah, guarda, io assieme a Vanni Oddera, anzi Vanni Oddera ha inventato tutto ciò, io gli sono andato dietro subito. Con il team da Boot abbiamo inventato la mototerapia. Sono ormai 11 anni che facciamo questa disciplina, terapia, chiamiamola come vogliamo, ma è una cosa fantastica perché regaliamo emozioni uniche a ragazzi speciali che purtroppo nella vita non sono stati così fortunati e vivere le emozioni della moto, le vibrazioni, le giornate all'aria aperta come questo penso che siano qualcosa di straordinario e di irripetibile per loro. Tante volte è difficile. Io una volta ho portato una ragazza con gravi problemi, autistica, che era terrorizzata dai rumori. Però pian pianino l'abbiamo avvicinata alla moto, gli abbiamo fatto accarezzare la moto, poi l'abbiamo messa in moto, sentiva le vibrazioni. Insomma, siamo riusciti a caricarla sopra e da quel giorno lì, tutte le volte che organizziamo una mototerapia,
nel nord Italia lei arriva con sua mamma e non vuole più scendere dalla moto, quindi queste sono soddisfazioni enormi, anche perché fino ad allora non era mai riuscita a vincere questa paura e la moto gli ha fatto vincere questa paura, quindi è fantastico e vedere come si divertono è la cosa che ti fa rendere veramente felice il tuo cuore e ti fa stare bene.